Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo, tra virgolette, nuovo video. Virgolette perché in realtà io questo video, tecnicamente, l'ho già fatto, ma diciamo che c'erano circostanze diverse, c'erano voci diverse, voci tra l'altro messe in giro dalla fatidica persona, però comunque c'erano delle voci diverse e ho fatto un video su Nandez qualche giorno fa, che immagino voi abbiate visto. Se non avete visto, potete recuperarvelo tranquillamente cliccando qua, dovrebbe comparire qua. No, famo così, qua dovrebbe comparire. E però voglio parlare un po' con voi di questa cosa. Detto che purtroppo ultimamente mi manca un po' il tempo, ma magari non avendo più il campionato riesco a ritagliarmi il mio classico spazio per leggervi. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate e di eh, entrare un po' più nel profondo di questa faccenda. Sappiamo tutti che qualche giorno fa, ma forse no, qualche giorno, massimo massimo una settimana, l'agente di Nandez, Bentancur, se n'è uscito con una frase che non ha proprio così sconvolto tutto l'ambiente Cagliari, perché sapevamo che Nandez sarebbe andato a scadenza, però non sapevamo comunque la meta. Bentancur se ne esce dicendo che Nandez aveva già firmato un triennale con la Roma. Avremmo scoperto solamente dopo che in realtà non è così, però quella era l'unica notizia che avevamo inerente al giocatore e alla meta. Che non rinnovasse ormai era sempre più palese, ed è finita così. Io ora voglio vedere con voi il video, per chi anche non l'avesse visto, che ha pubblicato Nandez sul suo profilo. Perdonatemi, c'ho un po' di tosse, aspettate un attimo che tossisco in pace e poi ritorno. Eccomi. Nel mentre mi sono anche messo le cuffie e io direi, giustamente voi non lo vedete, ecco qua, direi di andarci a vedere il video di Nandez. Pensavo che non arrivasse questo momento, questo giorno, ma volevo fare questo piccolo video per salutarvi a tutti, per ringraziare, perché sono stati 5 anni veramente troppo belli. Sono arrivato qua a Cagliari essendo un ragazzino, oggi posso dire che sto andando via essendo un uomo uruguaiano, ma anche un uomo sardo. Quindi è molto difficile fare questo saluto, volevo veramente ringraziare. Lascio un gran pezzo della mia vita qua, un pezzo di cuore lascio in questa città meravigliosa. Voglio dire che non è un addio, sino un arrivederci, ci vediamo dentro di poco. Come ho sempre detto, ho mantenuto la parola di che se un giorno dovevo andare in un'altra squadra e giocare contro il Cagliari, non lo farei mai e non lo farò. Quindi potete stare tranquilli che il Cagliari per me rimane uno solo, rimane speciale, la unica squadra mia in Italia. Quindi un bacio grande, sempre ti farò Cagliari e torneremo presto. Un bacio grande e grazie mille di tutto. Questo mi rimetto a tutto schermo. Questo è il video di Nathan Nandez pubblicato sul suo profilo Instagram. E madonna, i cosi che lascia sta cuffia mi fa venire i capelli.
niente, oggi va così. E io ho notato moltissime reazioni che si dividono in due macrogruppi, come sospettavo. Chi lo amava alla follia e a cui quindi mancherà molto Nathan Nandez, e quelli a cui in realtà non dico che non dispiaccia, ma è tutto il contesto che li lascia un po' perplessi, e quindi tendono a magari non odiarlo, però a criticarlo aspramente. E a chi questa è una fetta molto molto minoritaria, in realtà rimane indifferente alla situazione. E io ora la domanda che vi faccio, e che probabilmente sarà anche il titolo che avrà questo video, è: Nandez è uno di noi o è un mercenario? Perché ci sono diversi modi per vedere la questione e secondo me in alcuni casi può rientrarci anche la soggettività dell'evento e come l'ha vissuta il singolo, la persona. Io vi posso dire la mia e posso provare a fare un giudizio un po' più a freddo, un po' più oggettivo per quanto mi è possibile, perché è ovvio, non mi stuferò certo di ripeterlo, non mi nascondo. Io ho sempre amato Nyland Nandez, è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti del Cagliari, ma detto questo non significa che Nandez prevale il Cagliari. Il Cagliari è ovvio che prevalga Nandez, perché Nandez è uno dei giocatori del Cagliari, non è il Cagliari. Quindi con Nandez che va via di certo non muore nessuno, non smette di esistere il Cagliari, quello è poco ma sicuro. La domanda, veramente, è: è un mercenario? Oppure magari uno di noi è troppo, ma veramente ha sentito questo addio? Perché ci sono mille fattori da tenere in conto. Io oggi ho fatto un turno con un mio collega, anche mio amico, che saluto, un bacione a Mimmo, romanista, che tra l'altro mi ha portato anche un piccolo regalino. E io per esempio non sapevo, me lo ha detto lui, che lui andrà, per chi ancora non l'avesse saputo ve lo faccio vedere adesso, lui in realtà non andrà a giocare alla Roma, ma andrà in Arabia Saudita, precisamente in questa squadra qui. Ah, voi giustamente non la state vedendo, questa qua. Zoomiamo un po'. Ok. Si chiama Qadsia, Al Qadsia andrà a giocare. E tra l'altro, niente, non ho fatto in tempo a farvela vedere la storia di Nandez. Magari si vede qui. Vediamo. No, non si vede. Però vi giuro c'era la cosa di Nandez. C'era la storia di Nandez. Non... Prima vi giuro si vedeva, ora non si vede più. Perfetto. Comunque andrà a giocare all'Al-Qadsia e andrà a percepire, io questa cosa non la sapevo, non so nemmeno quanto sia effettivamente vera, però andrà a percepire un ingaggio di 10 milioni all'anno. Ovviamente non serve capire il motivo per cui lui sia andato in Arabia Saudita. Penso sia di facile comprensione. A riprova di questo, io vi chiedo sempre la stessa domanda. Vi faccio i miei ragionamenti e vi porrò sempre la stessa domanda. È uno di noi o è un mercenario? Ricordiamoci però che comunque per loro è un lavoro. Per loro
quello è uno stipendio, come sarebbe uno stipendio nostro. Anche noi, non tutti, sicuramente non tutti, però anche noi andremmo quello che a parità di lavoro ci paga di più. Penso sia abbastanza normale. Io sono combattuto perché io penso che la risposta si possa trovare tutti e due le... in tutte e due le opzioni. Cioè, nel senso, il problema di questa questione è che lui lo si può considerare tranquillamente sia un mercenario che uno di noi. Perché tante delle cose che ha fatto, non so quanti altri giocatori lo avrebbero fatto. Ricordiamoci sempre che, sebbene sia stato anche lui uno degli artefici della retrocessione in Serie B, è rimasto e rimanendo ha rinunciato comunque alla convocazione con la nazionale uruguagia, che è una cosa importantissima, molto importante, a cui si sa che lui ci tiene particolarmente a questa cosa. È rimasto in Serie B, certo non ha inciso come ci si aspetterebbe da Nathan Nandez, non ha inciso come ci ha abituato a vederlo incidere nei primi anni di Cagliari, quello sì, però completando questo quaderno, ieri, a cui tra l'altro dovrò aspettare domenica, c'è l'ultima giornata per fare la classifica top scorer, top assist campionato. L'anno scorso, l'anno della Serie B, oddio, ok, guardate un po', non metta a fuoco. Ah, ecco, ecco, è stato comunque il miglior assist man del Cagliari, con 5 assist nella regular season e 2 nei playoff. Quindi, di riffa o di raffa, anche in una stagione in cui si giocava in un campionato agguerrito e in cui Nandez non spiccava, è riuscito a dare il suo e paradossalmente comunque a essere un elemento molto molto importante. Però è pur vero che c'era anche lui nella squadra che è retrocessa e quindi potrebbe essere banalmente una semplice cosa giusta. Alla fine tu, tra virgolette, ci hai portato in Serie B perché siamo retrocessi con lui in rosa e tu ci aiuti a risalire. Però è pur vero che volendo lui avrebbe potuto tranquillamente, senza troppi problemi, abbandonare la barca. Quindi andarsene quando il Cagliari è retrocesso in Serie B per trovare sicuramente, perché l'avrebbe trovata sicuramente, un'altra squadra in cui andare a prendere un ingaggio importante, rimanere competitivo e rimanere convocato nella nazionale uruguagia. Lui non l'ha fatto, anzi, mi ricordo che c'è stato anche un video in cui aveva fatto la promessa che lui sarebbe rimasto a Cagliari e così ha fatto. Io non so quanto in questo video ci sia sentimento vero o quanto sia stato, tra virgolette, semplicemente programmato. Ho apprezzato molto il fatto, e non è cosa comune, che abbia deciso di comunque non rimanere in Italia. È chiaro che a fronte di un'offerta da 10 milioni di euro all'anno, qualsiasi altra offerta, a prescindere dalla squadra che te la fa, possa risultare meno allettante. Però a livello professionistico è comunque difficile secondo me prendere una decisione simile perché sai già che tu vai a giocare in un campionato sostanzialmente che probabilmente perderebbe con una squadra di media classifica di Serie B. Se non fosse per i nomi, per i soldi
il calcio in Medio Oriente sarebbe disastrato. E questa cosa l'ho apprezzata tanto, l'ho apprezzata tantissimo. Mi è piaciuta molto la frase in cui ha detto che comunque ehm, per lui il Cagliari è solo uno e non vuole giocare contro il Cagliari. Però non so quanto ci possa essere di vero, perché se magari ci fosse stata una Juve, un Inter, un Milan, una Roma, un Napoli ad offrire 10 milioni all'anno a Nandez, non so se fosse riuscito a mantenere questa promessa. È anche quello che mi fa un po' pensare. E poi che altro avevo da dire? Purtroppo chiacchierando mi dimentico pure le cose. E. Per il momento è questo. Non mi pare ci sia altro. Io sono veramente combattuto. Io rimango dell'idea che ormai difficilmente le bandiere rimangono, perché abbiamo visto anche nell'anno della retrocessione la diaspora di giocatori che vanno via. Abbiamo visto quello che indossava la maglia, la fascia da capitano del Cagliari andare via, anzi tutti e due quelli che la indossavano che sono andati via. Quindi non so più se questa cosa del sentimentalismo eh, possa ancora reggere, perché ormai abbiamo capito sempre di più che c'è molta più professione e molto meno passione nel calcio, che può essere un pro o un contro, dipende dai punti di vista. Purtroppo le storie d'amore non durano per sempre. Ah, ecco che volevo dire. La questione rinnovo, che è poi quella su cui si basa tutta la faccenda. Io vi ripeto quella che è la mia idea. Io non so se c'è stato un approccio da parte del Cagliari Calcio per tentare di rinnovare il contratto a Nathan Nandez. Ammesso che ci sia stato, me lo auguro, che almeno un tentativo lo abbiano fatto, non sappiamo il motivo per cui è andato in porto. Io non chiedetemi perché, forse su questo sono di parte e avrò un pregiudizio, lo ammetto. Però io faccio molta fatica a credere che il problema sia stato Nandez in sé. Perché secondo me con le stesse cifre che ha percepito fino ad adesso sarebbe rimasto tranquillamente a Cagliari. Forse pure con qualcosina in più, probabilmente sicuramente con qualcosina in più. Però io ho la sensazione che in realtà questo trasferimento, più che voluto dal giocatore, fosse voluto per ovvi motivi dalla gente. Perché purtroppo gli agenti guadagnano sui trasferimenti, è questo che li fa guadagnare. Devono far girare i giocatori, far girare soldi perché prendono percentuali sui trasferimenti, sulle trattative e quindi io credo che in realtà questa trattativa sia cessata, non sia mai esistita dal momento in cui Nandez ha firmato il primo contratto con il Cagliari. Ho questa sensazione. Poi è probabile che mi stia sbagliando, che in realtà sia Nandez che non abbia mai voluto in realtà rinnovare con il Cagliari, però faccio fatica a credere che sia così. Non lo so. Quindi, a fronte di tutto questo, e sicuramente qualche punto importante me lo sarò dimenticato, sono molto curioso di leggervi qua sotto nei commenti, perché questa è una risposta a cui eh, ho bisogno di sentire veramente il pensiero altrui. Con tutta la sincerità del mondo, cioè se a voi sta sul cazzo Nandez, ditelo tranquillamente. Sono veramente curioso di leggervi e
chiudo il video chiedendovi ancora: Nandez, dopo tutto quello che vi ho detto, dopo i miei pensieri, io spero di non avervi condizionato, però dopo tutto questo, è uno di noi o è un mercenario? Bella.